commissione con lo stesso impegno per il quale si è insediata fin dal primo giorno e con la stessa modalità. E anche c'era un'altra cosa, magari che la sottolineo io, che ha generato un po' di confusione sulla convocazione di questa commissione. È messo come ordine del giorno ampliamento, ma non si tratta di nessun ampliamento, e che questo sia chiaro, che non ci sono in arrivo altri quantitativi o altri bomboloni. Ok, perché sono termini un po' magari delicati su queste commissioni. Terzo aspetto, volevo un po' precisare allora la situazione in ASPO. Io sono uscito da ASPO perché è un impegno esserci là dentro, anche con i termini di tempo che non posso garantire, e ho delegato il consigliere Naccari Gianluca, e magari dopo lui potrà raccontare meglio ora in quali sono la situazione allo stato attuale. Io mi sento solo di sottolineare un aspetto. All'epoca, l'anno scorso, è stato fatto un triplice quesito all'avvocato Domenichelli, nel quale potesse valutare tutti gli aspetti. Ora i 3 quesiti precisi non li ricordo, però era stato valutato la durata della concessione, la banchina, la demanialità, e ci ha fornito nel giro di poco tempo anche una nutrita risposta, con il quale non dava possibilità di revoca, di ricorsi o di quant'altro per le concessioni che erano state rilasciate da ASPO. Quindi anche questa era un'attività che è stata fatta, che ha trovato una strada chiusa, quindi questi 3 quesiti che sono stati posti all'avvocato Domenichelli, fatti su richiesta di ASPO, dell'allora presidente, che è Gambato. Oggi invece è cambiato anche il presidente di ASPO. Magari anche un'ultima cosa, mi già prenoto per il 28, quindi la manifestazione, sarò presente. Ci siamo permessi anche il lusso, ma credo di non aver fatto del torto a nessuno, di invitare anche dei nostri parlamentari, e allo stato attuale Lise Maniero e Orietta Valì hanno già detto che saranno presenti, salvo imprevisti dell'ultima ora. Quindi anche questo credo possa essere un maggior contributo da parte della politica e dell'iniziativa che viene fatta. L'ultima attività invece che abbiamo fatto come amministrazione per cercare di evitare scongiurare la messa in funzione dell'impianto è stata quella di una richiesta di convocazione di una conferenza di servizi, di un tavolo rotondo. L'abbiamo indirizzata recentemente, indirizzata al MISE, al MIT, alla Regione, alla Capitaneria, a quant'altro, perché riteniamo che ci possano essere i presupposti per una rimessa in discussione dell'originario provvedimento. Dal momento che il governo è cambiato, non sappiamo bene ancora come o quale sia, però ci sono state delle votazioni e ci sarà un nuovo governo, speriamo a breve termine, magari anche con un filo diretto di questa amministrazione, riteniamo che possa essere una strada da percorrere per poter